Io ero un guardiacaccia, no? Ero armato. La mia paura di ieri era che mi avessero preso le armi e invece sono ben custodite e quelle non le hanno toccate, insomma, ecco. Ma la mia paura era quella. E se ne trovasse davanti uno? Ah, io posso dirlo bene, io li sparo, secco. No, non ci sono problemi, no. Arrivando a queste condizioni qua, cosa si fa? Non ce la fa più Gianpietro Fiorese, che durante la denuncia ha raccontato la sua esasperazione anche ai carabinieri. Pensionato dopo una vita come saldatore in Svizzera e poi in Africa, Gianpietro vive qui nella sua Cismon del Grappa. Era stato alla Fiera Franca di Bassano domenica mattina. Al rientro, l'amara sorpresa. Quando sono entrato in casa, veramente erano i cassetti tutti aperti, le porte tutte aperte e da là ho cominciato a guardare cosa avevano portato via. Mi sono trovato che mi è sparita la collezione di orologi vecchi, di valore, con di più avevo preparato perché dovevo partire per la Svizzera, tutti i documenti, i soldi, più il biglietto del treno, sparito anche quello. Però non ho ancora guardato dappertutto perché dopo mi è venuto su un po' di nervoso e mi sono lasciato. I ladri sono entrati da qui, dalla cancellata fatta da Gianpietro, con una chiusura particolare difficile da aprire, dopo aver narcotizzato Amy, il suo cane, che la sera non è riuscita a mangiare. Un colpo da più di 10.000 euro. Da giorni lo controllavano, sospetta Gianpietro, che ha trovato queste tracce di pneumatici sull'erba. In 10 anni non è la prima volta. Dopo 3 volte non so cosa pensare. Perché in effetti nel giro di 10 anni sono entrati 3 volte a casa sua e in più ha anche subito il furto di un cucciolo di pastore tedesco. Esatto, mi è stato portato via anche il cucciolo e come quando avevo fatto denuncia dei carabinieri mi era stato detto che l'hanno portato via per addestrarlo per fare i combattimenti di cani. Con orologi e soldi rubati anche i suoi documenti. Questa mattina io ho guardato nella cassetta delle lettere, credevo di trovarlo là dentro, ho guardato ma non c'era niente.